Come, Ho sbagliato i righi. sa che il grande Mike Bongiorno si faceva fare sempre dei foglietti di una certa dimensione, come diciamo dei bugiardini. Ma avrò anche gli occhiali, Avrà anche gli occhiali. Beh, sì, Stasera adesso non poi. ce Allora l'ho. se li mette anche lei, se li metta scusi, su. se non ci vede, mette gli occhiali. va bene, ma Lo siamo- Bue se li è già messi gli occhiali stasera. vedo che- Ma Una siamo, serata. siamo già nell'anteprima. Pare di sì, pare di sì. Nell'anteprima amo non mettere gli occhiali, ma È proprio una questione Beh, diciamo di style. allora, per differenziare diciamo, diciamo, lo spettacolo dall'anteprima, Sì. preferisco Con non l'occhiale, mettere ho occhiali. capito. L'outfit E invece diciamo. poi li mette. E poi li metto. Obbligato. Invece vedo che lei appunto le ha messe come già No, faceva- li ho messi perché questa luce mi dà fastidio. No, ma poi ne stanno vabbè, molto ma bene comunque. Noi nordici che abbiamo Sembra- gli occhi chiari, ci dà fastidio la luce. Quello è anche vero, poi il monte dello spettacolo e l'occhiale scuro chiede l'occhiale scuro, ecco. L'occhiale, non l'occhiale. L'occhiale oscuro e fa, Sì, come fa la spettacolo, fa Ma spettacolo. spettacolo poi lo Bue con questo occhiale oscuro mi ricorda anche un po' un chitarrista dei Rolling Stones che poi mancò gli ultimi giorni. Grazie. Ma anche lui è lì per mancare, quindi voglio dire, ecco, è a tema, ecco, perché questa sarà l'ultima stagione perché il Padre Eterno può darsi che se lo prende vabbè. e se lo No, porta che via. cosa Gli prende? allunghiamo la vita così. Ma infatti, Vabbè, io te lo auguro, non è amico caro. te lo io- auguro, però, tanto- mica te lo tanto dico. Però se ne intanto spara. quest'estate siete andati alle terme tutti e due. E diciamo. quest'estate noi siamo andati alle terme e io ne ho avuto un giovamento pazzesco. si vede. Anche tu quando sei arrivato lì facevi cric e crack a tutte le ossa, le congiunzioni. E adesso invece sono E oliate. invece sono oliate perché le terme di Stura articolazioni. Serve di diciamo, scura, prendi colera quando ti metti nell'acqua. sono oligo-minerale, fanno bene Sì, nel senso soprattutto. che quando ti metti nell'acqua non va più via l'olio. Non va più via, ecco, sono sia per artrosi che per artriti, per rughe, Anche la cervicale. fegato, reni, anche fai tanta pipì, Prostata. fai tanta Perché pipì. adesso non è il caso di, o meglio, se Vabbè, dobbiamo elencare tutte per le qualità. tutto. Però stasera diciamo non faremo questo trattamento termale. No, però non lo faremo, Però chi lo vuole fare? può andare lì. Io lo dico perché essendo sponsor unico, Sì, le terme- Perché eh mi beh, sembra che adesso nella stagione invernale hanno messo anche riscaldamento, sono riscaldate le acque, vero? bravissimo, hai fatto bene a Ci sono i fanghi sottolineare. Sul fuori, sono fantastici. Vedi, però ridere sugli sponsor, poi li perdiamo e non guadagniamo Sì, la lira. infatti. Allora vedi, e vabbè, volersi con male. la battuta Volersi viene- male, ragazzi, vabbè. invece qua bisogna volersi bene, bisogna volersi bene. Tra l'altro stasera, visto che parliamo di terme di salute, avremo anche un ospite, un grande sportivo. Un grande campione. Certo, Uno quello che- non si discute. Uno che ha fatto appunto della salute, come dire, il suo punto di forza, perché se non hai salute non puoi fare addirittura quel tipo di sport, puoi fare del golf. Ma a quei livelli, A quei oltretutto. livelli, perché stiamo parlando di professionisti, Esatto. non Professionisti, dilettanti, sì. non No, dilettanti. Di pugili professionisti. Ecco, hai voluto dire, possiamo dire, dobbiamo dirlo, speriamo, minimo, beh, speriamo, è così. pugili professionisti, tra poco titolo italiano, ecco, tra Eminente. qualche giorno, qualche giorno, perché è una anche- settimana. Voglio dire, non dobbiamo neanche far troppo tardi, E, lui sarà già. no, e neanche lo abbiamo potuto invitare a mangiare qua perché come viene e mangi qua prende subito un... No, va bene, se lui sta seguendo una dieta. È chiaro, No, qui infatti. si mangia ottimamente, qui ti ingolosisce la cucina. E lui invece deve stare a E stecchetto lui deve adesso. stare a stecchetto perché sennò prende subito Troppi una, chili, poi c'è il un peso in più, peso, sei subito una categoria in più. E non va bene. E non va bene, È non tutta va un'altra bene. cosa. Quindi Allora- stasera parleremo anche di questo, ma ci saranno tante rubriche, novità. Ci sono anche novità, hai fatto bene a dirlo, Mao. Lei ne ha una tra le gambe. Io ne ho una Adesso tra le gambe sembra che una detto cosa. così poi E non è una novità quella. si forma ancora più una coda perché Ma chi quale lo coda? sa, chi lo sa, Ho detto una novità, appunto, chi lo sa già è una garanzia, però la novità è questo, uno strumento, tu sai che io sono cantante, ballerino, sono coreografo. E che c'entra lo strumento? coreografo Sei e cantante. anche, hai fatto bene a dirlo, anche musicante, sono anche musicante. Ah, suonatore, musicante, anche suonatore. Sono anche suonatore e allora ho voluto portare questo. Cos'è un E toro? dove l'ha trovato questo? Senti che cosa? suono, Bellissimo. Senti che però roba, suono,
se hai la mano giusta. E lei ce l'ha. E io ce l'ho. La particolarità è che è come quel pesce, diciamo il pesce martello, diciamo, questo è fatto a T. È fatto a T. Ecco, l'ospite ha anche un soprannome che è Hammer e vuol dire martello. Ecco, allora la tematica, il martello stasera, è vero? C'è. Ma come mai ha portato questo strumento? Ecco, brava, la domanda è pertinente. L'ho portata perché è turbo. Perché voglio coronare un sogno che è farti cantare una bella canzone, Mao. Ogni Grazie, volta dottore. tu mi trovavi delle balle, dicevi ma senza la ritmica. Però, adesso non si può tirare indietro. Adesso non ti puoi tirare indietro, non l'anticipiamo, sarà una sorpresa, un brano bellissimo. Sorpresone. Allora, visto che ce l'ho qua e come dici tu ce l'ho tra le gambe, perché si mette così, tra le gambe, tac, ne approfittiamo per fare anche la nostra sigla, nostra nuova sigla. la nuova sigla. Ecco, certo. vogliamo accennarle un pochettino. Dai. Che ci dice la regia? Tecnica RVM, Sergio Livatto Ha detto che possiamo andare. ci fa segno di sì. Allora, ma questa, senti che musica accattivante. Vado io. Aspetta, salute, è un messaggio di 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 salute, E messaggio di salute, e messaggio di salute, la salute amico caro sai, la salute, la salute amico caro sai, la salute vai avanti. La salute, molto cara 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 la salute, oi boh. L'hai voluta rovinare. Volevo partecipare. Vabbè, l'ha fatto a tempo, almeno l'ha fatto a tempo. Infatti, abbiamo studiato prima. Va bene, allora non diciamo quello che studiamo. Non bisogna dirlo. Non bisogna dirlo, lasciamo sempre un dubbio, lasciamo sempre un po' di suspense. sempre un po' di suspense. Allora, Mao, Savino, questa sera non ci sarà Freedom perché per noi sta girando all'estero, è andato a fare un'esterna a Colonia. In corso Stati Uniti. Colonia. Infatti avremo poi dei contributi. Dei contributi poi nelle prossime settimane li manderemo a gennaio e febbraio, perché poi c'è da Mondale. Ecco, comunque non ci sarà Capitano Freedom, però ci siamo noi, c'è Mao, c'è Savino Lobue, c'è il tecnico RVM Sergio Rivatto, c'è Bruno alla console e ci saranno tante rubriche. Allora, dove li facciamo venire i nostri amici che adesso sono sulla diretta Facebook? Alle officine ferroviarie di Corso Sommelier 12. A Torino, dove c'è il cavalcavia, non vi potete sbagliare. Esattamente. Se siete anche gelosi da qualcosa della vita, dopo lo spettacolo mangiate, bevete e poi vi buttate giù dal cavalcavia. Esatto, vi buttate giù dal cavalcavia e buonanotte. Quando passa il treno però. Certo, è chiaro, ecco. Noi saremo qui a partire dalle ore 21:30 più o meno, ma voi venite prima perché c'è la possibilità di mangiare e noi intanto vi salutiamo e ringraziamo sempre con un sottofondo musicale. È un messaggio di paura, è un messaggio di paura, è un messaggio di paura. Non era salute una volta. È un messaggio di paura, è un messaggio di paura, è un messaggio di paura. È un messaggio di paura, è un messaggio di paura. La paura, amico caro, tu sai che è la paura. Ti impedisce di vivere la vita come vorresti, la paura. Ma io me ne frego della paura. Ma io me ne frego della paura. Perché stasera c'è anche Stefano Battangelo, quindi vi aspettiamo questa sera tutti qua puntuale al birrificio Lele. Messaggio di paura, messaggio di paura, messaggio di paura, messaggio di paura. Ecco, l'hai fatto male.